mi sono proprio, ho scritto delle sceneggiature, però dopo averle scritto criminali, e anzi mi sono proprio tenuto un po' lontano da questo pericolo, nel senso che ovviamente poi dopo si riesce a vederlo, è stato detto da molti lettori che rende l'immagine molto vivida, però per esempio nella partita a scacchi ci sono anche altri aspetti che vanno a indagare su qualcosa che è difficilmente rappresentabile. I registi che l'hanno letto sono interessati perché hanno delle idee anche su come esprimere capitoli come la partita a scacchi, però l'intento mio nello scriverlo non c'era proprio, anzi c'era uno sforzo per usufruire dei vantaggi della scrittura e per poter andare a tirare fuori la magia della parola senza preoccuparsi minimamente dell'immagine. Però siccome poi l'immagine mi affascina e mi interessa, forse è emersa anche. Diciamo che ti posso confessare che in alcuni aspetti ho utilizzato una tecnica che finora non ho rivelato e che forse poi può essere aver stimolato la tua domanda, e cioè ho preso degli appunti visivamente e poi ho descritto ciò che ho visto e documentato, e però gli ho costruito uno strato successivo. Quindi invece di scrivere per creare un'immagine, ho preso l'immagine e l'ho descritta. E ho usato al contrario lo strumento del video.